Il Piave alla conquista del Giappone. Con l'accordo firmato da Gran Terre a Somma Campagna, il formaggio prodotto esclusivamente dal latte Busche, presente in Gran Terre, grazie alla partecipazione in Agriform, sarà presente nella ristorazione d'eccellenza giapponese e nell'industria del sollevante. Una scelta frutto di una lunga trattativa dove determinante è stata la visita dei vertici della società di distribuzione giapponese allo stabilimento bellunese di Busche. 昨日に行って Come ambiente eccezionale, come lavorano impiegati, anche i loro caratteri sono molto amichevoli, simili ai giapponesi, anche come si mangia formaggio Piave. Potrebbe molto andare bene ai consumatori giapponesi. I nostri clienti, ristoranti, consumatori potrebbero creare nuove ricette, nuove maniere da mangiare formaggio Piave. Quindi sì, siamo molto appassionati di sviluppare questa occasione con tutti i giapponesi. Già 2 container sono stati spediti, primi di un accordo per ora triennale. Un accordo storico, quindi dopo Parmigiano Reggiano e Grana Padano, questo accordo va a rafforzare la nostra partnership con Okura Food e all'insegna sicuramente dei prodotti DOP che commercializziamo, e quindi è un mercato in forte crescita, soprattutto perché il consumatore giapponese sta cercando prodotto di qualità e soprattutto prodotto naturale, senza dimenticare la storia, quindi su come produciamo e su come rendiamo unici i nostri prodotti a livello mondiale. Storia, tradizione, ma anche professionalità e perfezione nella produzione garantite dai marchi a denominazione, vero valore aggiunto che va raccontato a tutti i nuovi mercati mondiali. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto un progetto molto importante sul Giappone come consorzio, un progetto promozionale, e siamo andati a raccontare questo prodotto e la nostra terra ai consumatori giapponesi e abbiamo riscontrato quindi un apprezzamento su tutti i fronti, soprattutto per il prodotto stagionato. Piave che incontra il gusto giapponese con una carta in più rispetto anche ad altre DOP. Un prodotto naturale, senza conservanti, ma soprattutto senza l'isozima, che è una proteina che i giapponesi non vogliono nei loro prodotti. Tutti buoni auspici quindi perché il Giappone cresca ulteriormente tra i mercati serviti da Gran Terre e da Latte Busche. Il Piave è il nostro simbolo come formaggio, un formaggio DOP da 16 anni quest'anno. Non può esserci un grande formaggio se non ci sono dietro delle persone che lavorano bene. Questo vuol dire gran formaggio Piave, vuol dire grandi allevatori soci che lavorano con serietà in un territorio molto difficile, bravi in stabilimento, bravi sia al consorzio Piave che a Gran Terre. È un risultato, chiamiamolo, di grande squadra.